Buongiorno da Adria, i mitici cordari si congedano. Sergio e Otello, o meglio noto come Albino, i mitici cordari appunto, lasciano il sottoscala, lo storico bar su Largo Mazzini. Una gestione portata avanti per ben 72 anni. 72 anni che siamo qua. 72 anni che di seconda o terza generazione? Seconda, i genitori prima. Ma da domani cosa farete? Riposo e basta. Intanto al momento riposo. Canna da pesca, carta, cosa? Sì. Intanto un po' di giorni di rilassamento e dopo si vedrà dopo. Come hai visto ti ho portato praticamente la giunta comunale. Visto. Tutti, più anche qualche consigliere, perciò siamo venuti qua per dire grazie, perché la parola più grande è grazie per quello che avete dato, per quello che è stato e speriamo per quello che sarà anche questo locale, a cui tutta Adria è affezionata. Tutti siamo passati per quella affettatrice lì, tutti, da quando che Bravo Albino! tuo papà, da quando che già tua moglie, i figli, li abbiamo visti tutti dentro questo banco qua. E questa tradizione che ormai ha più di 80 anni, penso. 72. Albino mi diceva che veniva a 5 anni a lavare i bicchieri perché suo padre aveva una difficoltà motoria sulle mani e di conseguenza non riusciva a lavare bene i bicchieri. Lui già a 5 anni era dietro al banco. E l'ovetto con l'acciughetta, mi ricordo il mezzo pollo, il cotechino, il panino col cotechino che mi ricordo. D'altra parte io sono vissuto qua praticamente perché già a 5 anni, 6 anni mio papà mi ha portato in negozio anche me e questo era il punto di riferimento, punto poi che era un po', una volta si andava sopra a giocare a carte, mi ricordo, una volta si andava sopra a giocare a carte, perciò era sempre molto movimentato. Per la mirevole dedizione di un'intera vita dedicata al lavoro nel sottoscala conosciuto da tutti come i cordari, per aver saputo mantenere viva l'anima di questa osteria tradizionale nel corso degli anni, che rappresenta un autentico pezzo di storia adriese, per l'accoglienza garbata e cordiale, per essere stati luogo di incontro delle persone e i custodi delle loro molteplici storie. Con infinita gratitudine l'amministrazione comunale esprime con questo segno di stima la riconoscenza della città. Grazie. Grazie. Albino e Sergio Sipieri. Si ricordava quello che lo risentavi da sola e già Saroia, Siete? Ognuno rende il suo albino, mettete qua Sergio, vieni qua. Senza nascondermi Giorgio. No, ci stringiamo, un pochino così. sì, ma che stiamo tutti, Che stiamo? Sì, siamo macchine. Cosa cambierà secondo te qua? Ma speriamo che resta tutto uguale, perché prima stavamo bene, benissimo, adesso speriamo che resti uguale. O meglio? Ma se va meglio ancora bene, però adesso come adesso si sta benissimo.